Continua il viaggio dei giornalisti e dei comunicatori di borghi d'Europa all'interno del progetto L'Europa delle Scienze e della Cultura. Ma al di là di tutti i nomi altisonanti, il discorso è molto chiaro. Una via del gusto, un girovagare alla ricerca dei sapori e delle eccellenze del territorio. Vittorio Veneto era già stata inserita 5-6 anni fa, con Serravalle e non solo, con tutto il territorio, all'interno di questo progetto. E oggi lo riproponiamo, sono passati 5 anni, hanno riconfermato l'adesione. Come i nostri telespettatori sanno, il nostro compito è quello di raccontare per mettere in grado i giornalisti, quindi informare chi informa, per poter raccontare un territorio da tutti i punti di vista. Grazie alla giornalista e degustatrice AIS Antonella Pianca, che è di Vittorio Veneto, ci ricordavamo veramente dell'Osteria Dante da Bubba, eravamo già stati. Ricordo che siamo venuti una mattina qua, tu non eri ancora nel posto di battaglia, e abbiamo bevuto un vino straordinario, quello di Giosuè di Fonte Zoppa. Quindi abbiamo capito che suonava una musica diversa e dell'eccellenza. Ma prima di tutto un po' di storia dell'Osteria da Bubba. Sì, io continuo sempre a parlare con te, va bene? Sì. Perfetto. Ma l'Osteria Dante nasce per gioco, si può dire, nel 2000, e abbiamo parlato qua il 7 dicembre 2016. Avevo visto questo posto 3 mesi prima, credo. Allora, non mi piaceva tanto come era la locale, però era interessante, cioè aveva tutte le sue cose, e allora così ho fatto una proposta, e allora siamo partiti il 7 dicembre, e nasce come un bar normale, essendo vicino alle scuole, essendo vicino, e poi pian pianino, in base alle esigenze della clientela, cosa chiedeva, sono partito piano piano, a parte con la passione dei vini, a creare un po' di più di cicchetteria e enoteca, diciamo, con un po' di selezione dei vini. E così, insomma, dopo un po' di anni ci siamo ancora piano piano, dopo tanti problemi comunque con il Covid e tutto, però insomma dai. Sicuramente l'esperienza di ristorazione con il Castelletto, possiamo dirlo, tanto anzi c'hai ancora fuori, diciamo così, è servita nella sensibilità, ecco. Certo. Palazzi, che era uno dei numeri uno, le terme, insomma, che poi è andato su anche a Castelbrando. Ecco, la cicchetteria come te la sei immaginata? Ma me la sono immaginata piano piano, giorno dopo giorno, cercando, comunque restando sempre sulla tradizione e sulla stagionalità, insomma, cercando di avere sempre prodotti di stagione e restando in tema con quel periodo del baccalà, anche con la pasta e fagioli, tutti i piccoli bicchierini. E poi vado a giornata, io seguo la mattina, come sono molto giorno per giorno, sì, mi piace così, in base alla creatività che ho alla giornata, questo sì. Allora, ho suggerito a Giorgio l'Osteria Dante da Bubba perché in città Vittorio Veneto si differenzia l'offerta formativa. Non è grandissima, diciamo, in fatto di vini, e qui abbiamo un'enoteca dove possiamo chiedere al gestore: dammi qualcosa di diverso. Quindi abbiamo la possibilità di spaziare, di bere bene e, se vogliamo, di abbinare un cicchetto. Penso che questo sia un valore aggiunto molto apprezzato anche dalla clientela. Credo anche una clientela abituale, che ritorna proprio perché qui trova l'atmosfera, il prodotto buono e un buon bicchiere di vino. Non saremmo di buoni giornalisti di memoria veronelliana se non inserissimo una notazione che fa la differenza, voglio dire. Moltissime osterie propongono dei cicchetti. Ultimamente ci siamo trovati i cicchetti della Findus non perché la Findus li faccia cattivi, però il prodotto industriale è spacciato come cicchetto casalingo, no? Così, c'è di tutto ormai, siamo arrivati a tutto di più. E invece qua l'osteria trova anche il tempo per proporre delle campagne interessanti, come ricordati di essere felice. Allora, l'idea di ricordati di essere felice nasce dovevo fare una scritta sui bicchieri con il nome, però a me il nome non piaceva, l'idea di mettere nessun tipo di nome. Ero pensandoci bene, siccome ho un tatuaggio con questa scritta, con ricordati di essere felice, e allora da lì perché non mettiamo questa frase? E da lì è partito un meccanismo, l'idea è piaciuta, avendo anche i bicchieri, in senso, la gente piace questa idea per regali, dalle magliette per noi poi le hanno chieste, ed era tutta un'idea.
Comunque nasce dal Cammino di Santiago questa idea, insomma, questa frase, vista lungo il cammino, che mi è rimasta in testa e basta. L'itinerario di Santiago è uno dei grandi itinerari culturali del Consiglio d'Europa, che è quello per cui noi del 2019 al Parlamento europeo abbiamo presentato il progetto di primi itinerari culturali sulla filiera agroalimentare, cioè fino adesso era stato solo grandi temi di carattere culturale e noi stiamo sviluppando proprio le vie del gusto, diciamo così, perché il cibo è sicuramente anche offre riflessioni anche di tipo spirituale, di contenuti culturali importantissimi, non soltanto il convivio e lo stare insieme. C'è poi quel vecchio discorso del filò, no? Che a parte le storture che ne fanno i sociologi, che dicevano che i contadini si trovavano a filò nelle stalle per parlare, per chiacchierare. No, si stavano nelle stalle perché era il posto più caldo nella casa. Secondo, durante il filò si combinavano i matrimoni novelli, si lavorava, si preparava il piano dei lavori per il giorno dopo, insomma. Va bene, come al solito poi c'è la poesia destrutturata che non c'entra niente, che rovina le tradizioni vere ed autentiche. Ricordati di essere felice. Ti ruberemo magari questa frase citando ovviamente chi l'ha inventata, perché sicuramente torneremo all'Osteria da Dante, da Buba, con colleghi giornalisti anche di altre regioni e paesi europei, partendo dalla carta dei vini e dalle esperienze che vorrei proporci, per parlare di eccellenze e di territori altri da noi. La biodiversità poi si fa così, si fa a convivio con una grande capacità di. Ti ringraziamo di averci ricevuto e al prossimo appuntamento.